Un uomo di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone agricolo a Sant'Orso. Si tratta di Marino Zaltron, che era salito sulla copertura della struttura a ridosso della sua abitazione di via Stradelle per verificare lo stato di alcune infiltrazioni d'acqua piovana. Per motivi che sono ancora al vaglio, la copertura ha ceduto sotto il peso dell'uomo, che è precipitato nel vuoto. Dopo un volo di circa 6 metri è piombato a terra e il rumore della caduta è stato sentito dal padre Mariano e dal figlio Edoardo, che si trovavano nei dintorni. I due sono accorsi per prestargli aiuto ed è stato chiamato il 118, ma non c'è stato niente da fare e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. In via Stradelle sono arrivati anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento e i carabinieri per le verifiche di rito, anche se ormai la dinamica è piuttosto chiara. La notizia della morte di Zaltron si è subito diffusa in tutta la zona, dove il 58enne era molto conosciuto e stimato. Solo pochi mesi fa aveva festeggiato la pensione, mettendosi poi a disposizione dell'amministrazione comunale per alcune dinamiche legate alla gestione degli scori della campagna vicino al centro abitato. Lo ricorda così il sindaco Giorgio Baù. A nome della comunità esprimiamo sentite condoglianze a tutta la famiglia, al figlio Edoardo. Dispiace perché era una persona attiva, da poco è andata in pensione, giovane perché 58 anni è ancora una persona decisamente attiva e che si era già messa in contatto e a disposizione dell'amministrazione per alcune attività di manutenzione, quindi a tutta la famiglia nuovamente le più sentite condoglianze.